Siamo con il signor Diego De Cristofaro della Toro Viola, una stagione esaltante la vostra che nonostante la sconfitta subita nell'ultima giornata per mano del Roma 70 vi vede comunque qualificati per i playoff promozione. Eh sì, è stata una stagione un po' particolare questa, siamo partiti con presupposti diversi, cioè a meno di vincere il girone, soltanto che avevamo degli elementi un po' diciamo di disturbo, siamo riusciti a toglierli e nella fase migliore della nostra stagione, dove praticamente eravamo imbattibili perché non subivamo gol, ci siamo fatti male tutti noi migliori, cioè ci siamo fatti male almeno 4 pezzi forti della squadra, adesso siamo un po' rimaneggiati, infatti abbiamo qualche difficoltà adesso. Però speriamo insomma di vincere ugualmente la Serie B, magari non a mani basse come pensavamo di fare inizialmente, però no. Quindi qualche difficoltà in più, siete stati eliminati dalla Coppa Italia, potrete conservare le energie per le gare ad eliminazione diretta? Pensa che questo possa essere un vantaggio per voi? Beh, diciamo che innanzitutto per quanto riguarda le fasi finali abbiamo almeno me che recupera, nel senso che comunque sono un attaccante e noi abbiamo giocato in Coppa Italia con 5 difensori in campo, un centrocampista di interdizione e un centrocampista in attacco, quindi proprio senza cambi, non potevamo fare altrimenti. Gol infatti non abbiamo subito, abbiamo perso sfortunatamente ai calci di rigore. Speriamo di recuperare almeno un paio di pezzi per le fasi finali, almeno a me in attacco e a tre quarti campo abbiamo anche un altro giocatore importantissimo per la squadra, speriamo di recuperarlo, se no dobbiamo rimboccarci le maniche e vedere come finisce insomma. Molto bene, salutiamo e ringraziamo il signor Diego De Cristofaro della Toro Viola. No, grazie a voi e un saluto da tutta la squadra. No, perché gli attacco il telefono?